Siamo con Marco Burato, vice segretario del PD di Verona. Verona, la città di cui è sindaco Flavio Tosi, che ha abbandonato clamorosamente la Lega Nord, addirittura adesso si candida contro Zaia, quindi in qualche modo sicuramente favorirà l'elezione anche cioè renderà più probabile l'elezione di Alessandra Moretti, insomma faciliterà il ruolo. Allora a questo punto siete costretti a diventare amici di Tosi? Ma nella maniera più assoluta, come diceva qualcuno, non ti curar di loro. Noi a Verona da sempre abbiamo fatto una grandissima opposizione a Flavio Tosi, siamo convinti che Alessandra Moretti sia il grande cambiamento per il Veneto. Alessandra Moretti sta andando benissimo e notiamo una cosa, che è una cosa fondamentale, ed è quella che da 20 anni la Lega Nord governa questa regione. Noi vogliamo dare un grandissimo senso di cambiamento alla Regione Veneto e vogliamo dimostrare a tutti quanti i veneti che possiamo fare le cose meglio e possiamo fare un lavoro da veri europei e portare quindi il Veneto in Europa e risolvere le grandissime contraddizioni che ci sono nella nostra regione, contraddizioni di occupazione, contraddizioni di imprenditoria, contraddizioni sulla sanità, e dimostrare che l'ottimo lavoro che faremo in seguito, grazie alla nostra grandissima candidata, sarà un lavoro che andrà a favore di tutta la gente. Il Veneto confina con l'Emilia-Romagna, governata sempre dal centro-sinistra, ma anche con la Lombardia a guida leghista, con la quale c'era insomma un rapporto per certi aspetti privilegiato. E cosa succederà se ci sarà un cambio al vertice di questa regione? Certi progetti potranno essere spostati, rimodulati, cambiati? Io credo che il cambio di Anche perché Verona proprio poi si trova al confine con la Lombardia. certo, ma credo che il cambio di marcia della nostra regione porterà indubbiamente qualcosa di positivo, insomma, ai veneti, e nella fattispecie il fatto che ci siano questi confini geografici nulla conta, insomma, dal punto di vista della politica. Il vero problema è ora riuscire a disincantare da questo spirito dormiente che ormai da 20 anni è in questa regione, e fare in modo di sviluppare finalmente una grande sinergia, una grande forza per riuscire a cambiare un pochino, perché noi possiamo dire una cosa, che la crisi economica ha colpito l'Italia, ma il settore industriale, il settore proprio dell'imprenditoria che proprio va a classificare il Veneto, è stato colpito duramente qua. Dobbiamo fare qualcosa per migliorare i servizi e qualcosa anche per riportare il lavoro nella nostra regione.